Buongiorno e buona domenica, le principali notizie. A Milazzo svolta nell'omicidio di Salvatore Italiano, l'84enne ucciso a colpi di pistola e nascosto dentro 2 sacchi di plastica neri, fermato un vicino di casa della vittima. Ad Augusta, nello stabilimento Ecomat distrutto dall'incendio, per l'allarme diossina l'esperto dice rischi limitati per un'esposizione di pochi giorni. Pena ridotta al vivandiere e all'amante di Matteo Messina Denaro, la Corte d'Appello di Palermo riduce le condanne ai coniugi Bonafede e Lancieri, fiancheggiatori del boss. La storia di Timida, la cagnolina uccisa a Siracusa, fa il giro del web, l'appello della deputata Brambilla. C'è chi invece i cani li porta negli ospedali per dare emozioni e tenerezza ai pazienti, come succede ad Agrigento. I consigli per un bon ton da tenere in spiaggia, intanto l'AFA, che ha dato tregua in questi giorni, tornerà già da domani. Calcio, inizia il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta, al momento l'unico volto nuovo è Tommaso Augello, ma in arrivo ci sono altri rinforzi. Catania in partenza, Norcia per il gruppo di Toscano, ufficiale l'ingaggio di Casasola, mentre Anastasio ha risolto il contratto e firmato per la Salernitana. Buongiorno. A Milazzo svolta nell'omicidio di Salvatore Italiano, l'84enne ucciso a colpi di pistola nascosto dentro 2 sacchi di plastica, infermato un vicino di casa della vittima, Tonino De Mana. Indagini ad una svolta sulla morte di Salvatore Italiano, 84 anni, assassinato a colpi di pistola e trovato cadavere all'interno di 2 sacchi di plastica neri, non distante la spiaggia di Ponente a Milazzo. Un uomo vicino di casa della vittima è stato fermato dopo un lungo interrogatorio al commissariato di Pace del Mela. È fortemente sospettato di aver ucciso Italiano, con cui aveva litigato diverse volte. A fornire un contributo alle indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere della zona, nella fattispecie un filmato estrapolato da una villetta di via Capuana. Dall'autopsia effettuata al Policlinico di Messina è emerso che Italiano è stato ucciso con 3 colpi di pistola, 2 lo hanno raggiunto alla testa ed 1 alla spalla. Probabilmente l'assassino lo ha prima colpito alle spalle per poi finirlo sparando 2 volte alla testa da distanza ravvicinata, e trova riscontro l'ipotesi investigativa secondo cui l'omicidio sarebbe legato a questioni personali. Italiano infatti era incensurato e non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Ultimamente gestiva una cantina per la vendita del vino. Non sarebbero emersi elementi che possano far ipotizzare un omicidio nell'ispezione cadaverica della donna di origini macedoni trovata nel greto del torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. La donna di 75 anni sarebbe morta per cause accidentali o per un malore. Comunque ci sono indagini in corso. Da un lato adesso a Palermo una notte da incubo alla Calza, dove una giovane turista svizzera ha rischiato di essere stuprata per essere poi salvata da una coppia che gestisce un furgoncino fast food, dall'altro l'azione di decine di persone che si scagliano contro la polizia in difesa di 2 ladri che avevano appena rubato una moto, e dunque sono i 2 volti dei Palermo. Sentiamo Marco Gullà. Avevano appena rubato una moto, poi l'inseguimento in centro, lo schianto frontale con la polizia e la folla che scende in strada per aiutare 2 ragazzi a scappare. È quanto successo tra Piazza San Domenico e via Giovanni Meli a Palermo, dove gli agenti, dopo l'incidente, sono riusciti a bloccare e arrestare 2 ragazzi poco più che ventenni che adesso dovranno rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell'inseguimento 2 dei ricercati sono riusciti a scappare, 2 invece gli agenti feriti. Quel che emerge è ancora una volta uno spaccato desolante, con decine di persone schierate a favore di chi ruba e contro gli agenti di polizia. Notte da incubo invece alla Calza per una giovane turista svizzera. Un uomo nordafricano l'avrebbe seguita e una volta arrivati all'altezza di Porta dei Greci l'avrebbe afferrata per un braccio e trascinata in un angolo buio con l'intento di stuprarla. La ragazza è riuscita a scappare e a rifugiarsi in questo chioschetto allestito per il festino di Santa Rosalia. I proprietari sono riusciti a mettere in salvo la ragazza ed accompagnarla nell'albergo dove alloggiava. Momenti di tensione anche in periferia, dove un uomo di 68 anni ha danneggiato con una mazza decine di auto parcheggiate, poi si è barricato in casa, ma per fortuna è stato bloccato prima che potesse fare gesti inconsulti. È stato denunciato. Superata la fase critica, resta ancora tanta paura nel comprensorio interessato dal rogo divampato all'impianto di smaltimento rifiuti di Augusta Ecomac. Sentiamo Lorena Dolci.
A distanza di 8 giorni dal rogo che ha mandato in fumo tonnellate di plastica, non sono ancora spenti i focolai all'Ecomac, l'azienda per lo smaltimento di rifiuti di Augusta. I vigili del fuoco sono sul posto, la colonna di fumo non c'è più, ma resta la paura per quelle esalazioni che per giorni hanno offuscato l'aria. Il verdetto dell'ARPA è stato chiaro: superati i limiti di diossine e altre sostanze contaminanti, anche se poi i venti hanno favorito la dispersione. I sindaci del comprensorio, che va da Siracusa a Melilli, da Priola a Floridia, hanno ritirato le ordinanze di stare al chiuso, ordinanze che peraltro in pochi avevano rispettato in piena estate. L'esposizione temporanea della popolazione per un paio di giorni, se fosse stata effettivamente molto importante, avrebbe dato già degli effetti a livello della cute, del fegato, del metabolismo del glucosio. Resta la raccomandazione di lavare bene gli ortaggi prima di consumarli, mentre sono in corso campionamenti sulle coltivazioni della zona. E adesso sarà da vedere quello che dall'atmosfera riesce a ricadere sul suolo e ad essere assorbito da vegetali e animali e che possa permanere eventualmente sulle acque. Il sindaco di Augusta Di Mare ha denunciato intanto l'azienda per disastro ambientale e la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Dubbi sulle misure di sicurezza adottate nello stabilimento, dove già 3 anni fa si era sprigionato un grosso rogo. Non deve più accadere, ha tuonato ieri il prefetto di Siracusa, Signer, che ha disposto controlli su tutti i 28 impianti di stoccaggio della zona. Emanuele Bonafede di Campobello di Mazzara, marito di Lorena Lancieri, vivandiera e amante di Matteo Messina Denaro, è stato posto ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. In appello, Bonafede, accusato di favoreggiamento, aveva visto ridotta la pena. Laura Spanò. Va ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico Emanuele Bonafede di Campobello di Mazzara, marito di Lorena Lancieri, la vivandiera e amante del boss deceduto Matteo Messina Denaro. L'avvocato di Bonafede, Clizia Ferro, ha sottolineato che per il suo assistito sono state ritenute dalla Corte d'Appello di Palermo attenuate le esigenze cautelari e quindi è stato posto ai domiciliari. Emanuele Bonafede in appello aveva avuto ridimensionata la pena da 6 anni e 8 mesi a 4 anni e 4 mesi per favoreggiamento. Anche la moglie Lorena Lancieri in appello aveva avuto ridotta la pena da 13 anni e 4 mesi a 5 anni e 8 mesi ed era caduta l'accusa di concorso esterno riqualificata in favoreggiamento personale e procurata in osservanza della pena. Emanuele Bonafede e la moglie erano stati arrestati il 16 marzo del 2023, 3 mesi dopo la cattura del boss a Palermo. Emanuele Bonafede è cugino di Laura Bonafede e del geometra Andrea Bonafede, che diede l'identità al boss, e poi è fratello dell'ex operaio Andrea Bonafede, in atto sotto processo in Corte d'Appello a Palermo. Adesso la storia della cagnolina timida legata sui binari della ferrovia a Siracusa, che inorridisce l'intero paese. Adesso interviene anche la parlamentare Brambilla. Sentiamo Francesco Loi. È su questi binari che Timida è stata legata viva per poi essere uccisa da un treno in corsa. La storia della cagnolina Timida continua a indignare tutta Italia, un'efferatezza che fa rabbrividire. Annuncio sin d'ora la costituzione di parte civile della nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Timida, almeno questo ti dobbiamo. Per un caso come Timida parliamo di 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. Io auspico che la magistratura agisca in fretta e soprattutto applichi il massimo delle pene possibili. Ad oggi però non ci sono indagati, anche se la procura sta valutando gli elementi per aprire un'eventuale inchiesta. Chi ha fatto tutto questo con la nuova legge Brambilla rischierebbe quindi carcere e maxi multa. Però la riforma, in vigore dal 1 luglio, non può essere retroattiva. Il fatto è avvenuto prima del 1 luglio, parliamo della mia riforma attesa da 25 anni che finalmente ribalta la prospettiva di tutela degli animali, oggi soggetti giuridici portatori di diritti in quanto esseri senzienti, e inasprisce tutte le pene per chi commette reati nei loro confronti, rendendogli finalmente giustizia. Non solo chi uccide crudelmente, ma anche chi organizza i combattimenti rischia grosso. Oltre al carcere anche una sanzione, che può arrivare fino a 160.000 euro.
Catania ha ospitato gli Stati Generali delle Politiche Giovanili con il ministro Andrea Bodi, che annuncia a breve una legge unica per il settore. Luca Ciliberti. Stiamo per varare la settimana prossima, forse quella successiva, il primo disegno di legge sui giovani, che sarà una specie di testo unico. È la prima volta nella storia della Repubblica. Questo non risolve il problema, ma è una testimonianza di volontà di semplificare e di mettere a disposizione gli strumenti di varia natura. Gli eventi come questo chiaramente sono finalizzati a coinvolgere sempre di più i giovani e fare in modo che anche loro possano dire la propria. Catania ospita gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, un centinaio di ragazze e ragazzi pronti a confrontarsi sulle sfide del futuro. Un evento che ha portato a Catania il ministro Bodi, che ha anche la delega allo sport, primo elemento di aggregazione e formazione. La sfida è quella di ridurre il numero dei NEET, ovvero coloro che non svolgono e non cercano alcun lavoro. Quelli che vengono chiamati freddamente i NEET sono molto di più di un acronimo, sono vita che deve riprendere con una sua normalità. Catania e Palermo sono state inserite dal governo Meloni nel decreto Caivano, che punta a risanare le periferie di San Cristoforo e Borgonuovo con opere e progetti di inclusione sociale. Il decreto Caivano e politiche giovanili dialogano nella misura in cui gran parte dei progetti, direi tutti i progetti a Caivano e nelle altre 8 centralità, sono dedicati principalmente ai giovani, a offrire opportunità molto spesso di carattere sportivo. Qui a Catania voi sapete che c'è un progetto che riguarda San Cristoforo, dove lo sport è meno presente, ma comunque il messaggio è dedicato quasi esclusivamente ai giovani. Il coinvolgimento delle nuove generazioni in questo senso diventa fondamentale per la crescita del paese. Adesso vi proponiamo i consigli per un bon ton da tenere nelle spiagge, tempo d'estate, e intanto anche l'AFA, che ha dato tregua in questi giorni, tornerà a partire da domani. Desiree Ferlito. Genitori, parlate con tono. Se dovete chiamare o rimproverare i vostri figli, alzatevi e fatelo di persona. Urlare dalla sdraio disturba chi cerca un po' di silenzio, e questo è vero. Oh papà! Oh! Senta, guardi che c'è suo figlio che la chiama, Ha ragione, scusi. Edoardo è completamente distratto, quindi bisogna alzare il volume, mi sa. Vieni qua, non dare fastidio, dovresti dire. Vieni qua, Edoardo! Un po' più piano? Edoardo, non dare fastidio, vieni qua. Evitate telefonate a voce alta e note vocali a tutto volume. Sarebbe un discorso sano, soltanto che non viene ascoltato. Fotografare e riprendere altri bagnanti, anche accidentalmente senza il loro consenso. Senza violare la privacy degli altri. Anche perché non si sa gli altri se sono, liberi in giro o meno. Niente tuffi rumorosi o schizzi improvvisi, si gode di un bagno tranquillo e non deve essere disturbato. Per me è un po' discutibile. Siamo al mare, dai, al mare se non fai schizzi. Mo te do 4 pizze e si ne esci da quell'acqua, hai fracicato tutti, hai fracicato. Nel decalogo del Codacons anche il rispetto degli spazi altrui. Troppo spesso vengono invasi i limiti con borse, sdraio e giocattoli, ostruendo il passaggio verso il mare. Le docce servono a rinfrescarsi, evitare l'uso di saponi e shampoo che inquinano. Sport e giochi solo negli spazi consentiti, cani sì, ma nel rispetto degli altri. E per finire la buona educazione nei confronti dei venditori ambulanti. Se non siete interessati è sufficiente un cordiale no, grazie. Non sono necessarie discussioni né trattative infinite sotto il sole. Una breve pausa e poi una bella esperienza che si sta vivendo ad Agrigento con l'utilizzo degli animali appunto per la terapia negli ospedali. Da chi i cani li ammazza legandoli sulle rotaie dei treni, lo abbiamo sentito nel servizio, a chi per fortuna li abbraccia e li usa per le emozioni, la tenerezza che possono dare, succede così all'ospedale di Agrigento. Davide Sardo. Coccole e sorrisi tra le corsie dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove Ariel e Margot, 2 golden retriever dell'associazione Pet Rainbow, sono entrate nel reparto di radioterapia per regalare un momento di leggerezza ai pazienti. Emozioni, giochi e tenerezza in un contesto difficile dove anche un semplice gesto può fare la differenza. L'iniziativa rientra nel progetto di Pet Therapy già attivo nella struttura e punta a umanizzare le cure attraverso il contatto con gli animali. Serve proprio ad aumentare
la fiducia nei trattamenti e anche a determinare una maggiore empatia, che attraverso l'animale poter aumentare anche l'empatia col personale sanitario e quindi abbattere un po' quelle barriere che ci sono a volte tra il paziente e operatore sanitario, e per aumentare anche quelle che sono le capacità del paziente di affidarsi con fiducia a questo percorso. Tra i momenti più toccanti il suono della campana della vittoria da parte di Aldo, paziente in fase conclusiva del trattamento, accompagnato dai 2 cani e dagli applausi del personale. Un'esperienza che unisce scienza, empatia e amore. Geppi Cucciari si racconta Modica, protagonista di uno degli appuntamenti della rassegna culturale Scenari 2025. Veronica Barbarino. Una serata ricca di risate, ma anche profondità e intelligenza, quella vissuta a Modica con Geppi Cucciari, protagonista di uno degli appuntamenti della rassegna culturale Scenari 2025. Sul palco il racconto divertente e sincero della sua vita, dalla nascita a Cagliari agli studi a Macomer fino all'università e alla scelta di mollare tutto per inseguire il sogno dello spettacolo a Milano. Con il potere dell'ironia ha raccontato della lunga gavetta, tra serate nei cabaret e perfino in discoteca, al corso di comicità fino all'esplosione con Zelig. È un ottimo compagno di viaggio il potere dell'ironia, qualsiasi cosa tu faccia, anche se non è il tuo lavoro. Non sono mancati aneddoti divertenti, come il suo primo incontro poco istituzionale durante un evento del Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, a cui commentò la bontà del menù della serata. Ma anche spazio alle riflessioni più profonde sull'odio online e l'importanza di rispondere agli haters con fermezza. Questa gente è a piedi libero nella società. Sì, questa gente vota, lavora, avrà degli amici, delle mogli anche. Oggi Geppi Cucciari è tra le voci più autorevoli e amate nel panorama televisivo e radiofonico italiano, e alla domanda sui progetti per il futuro risponde chiaro. Sopravvivere. Una breve pausa e poi le ultime del calciomercato delle siciliane. Inizia il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta. Al momento l'unico volto nuovo è Tommaso Augello, ma in arrivo ci sono altri rinforzi. Marco Gullà. Motori riaccesi, la stagione del Palermo prende il via oggi con il primo giorno di ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Tra campo e montagna, il Palermo di Pippo Inzaghi dovrà fare il pieno di benzina in vista di una stagione in cui non ci sono più alibi. Rosanero che devono solo centrare la promozione in Serie A. Nella lista dei convocati non ci sono particolari sorprese, restano a casa 6 giocatori considerati ormai fuori dal progetto tecnico: Nicolao, Buttaro, Verre, Di Mariano, Insigne e Saric. A Châtillon dunque si allenerà un gruppo selezionato che attende l'arrivo di altri volti nuovi nei prossimi giorni. L'unico innesto già a disposizione di Inzaghi è Tommaso Augello, che ha firmato un contratto biennale dopo essersi svincolato dal Cagliari. Sono attesi nei prossimi giorni anche gli arrivi di Gyasi, Palumbo e altri rinforzi per completare una rosa che verrà plasmata sul sistema di gioco scelto dal nuovo tecnico, il 3-4-2-1. Un Palermo che riparte dai gol di Poyampalo e Brunori, ma che attende difensori di qualità. Il DS Osti pensa a Bani o Cistana. In ritiro il Palermo ci rimarrà fino a fine mese, giocando ben 5 amichevoli. Poi ad agosto la preparazione riprenderà a Torretta in attesa della grande amichevole di giorno 9 contro il Manchester City. Domani inizierà il ritiro di Norcia per il Catania, intanto ufficiale l'ingaggio di Casasola, e mentre Anastasio ha risolto il contratto e firmato per la Salernitana. Francesco Triolo. La partenza per il ritiro di Norcia è alle porte, quindi queste sono ore di fermento in casa Catania. C'è da organizzare tutto il lavoro, c'è da completare la lista dei convocati. Lo scalo di Fontanarossa è diventato un crocevia piuttosto trafficato in arrivo e partenza. L'ufficialità di Mattia Maffei, che torna al Trento, è stata la prima, quindi è stata la volta di Armando Anastasio, che era fuori dai convocati di Toscano. Ha risolto il contratto e si è accordato con la Salernitana dell'ex direttore sportivo Daniele Faggiano con un contratto biennale.
Restano da definire le posizioni di Guglielmonti e Montalto, che dovrebbero anche loro andare via. Sono già a Catania invece il difensore Simone Pieraccini e l'attaccante Alex Rolfini. I due giocatori, il primo proveniente dal Cesena e il secondo dal Vicenza e attualmente svincolato, dovrebbero mettere la firma sul contratto nelle prossime ore. È arrivata invece da qualche minuto l'ufficialità di Casasola, già in città da qualche giorno. Continua invece la trattativa per Donnarumma, ma anche il terzino fuori dai convocati del Cesena sembra sempre più vicino al Catania. Il Catania che prova a rinforzarsi anche sugli esterni. I rossazzurri hanno sondato Manuel Marras della Reggiana, sul quale però ci sarebbe anche il Vicenza. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona domenica.